Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora oggi andiamo con il tour della stanza comendiana e non solo perché ci sono anche altre stanzette. E niente raga, oggi vediamo la gaming, cinema, music, collezioni, quello che volete, setup, perché qua proprio vediamo tutto quello che è il mondo comendiano. Questa è come la vediamo, diciamo, in condizioni di buio, nel senso con la luce grande chiusa e con tutti i LED aperti. Scusate un attimo, chiaramente faccio le cose un po' così, mi sono dimenticato una cosa importante del PC, se magari riusciamo, grazie, il bello della diretta. Comunque questi sono tutti i LED che ho messo per poter illuminare anche, diciamo, il buio. È chiaro che si vedrà un po' di merda le prodotte tutte ragazzi, ma non riesco in nessun modo a fare riprese belle al buio. Ho provato anche altre cam, robe così, ma nulla di che, purtroppo. Tararara. Ok, andiamo a vedere un po' tutto, facciamo una panoramica al buio e poi però ragazzi andiamo di luce. Eccoci qua, buono. Allora, cominciamo con la parte gaming, che sicuramente è quella più importante. E ci sarà una parte di video anche fatta, non in questa stanza perché chiaramente non ci può stare tutto. Allora ragazzi, il setup gaming, allora si basa su tre postazioni: console, PC e retro gaming. Allora, cominciamo con la parte console, dove io praticamente qua abbiamo la Play 5. Ok, poi qua sono tutte quante che facciamo vedere, che diciamo adesso vi faccio vedere così, però dopo la collezione la facciamo vedere, le aggiorniamo sempre a ogni inizio di anno. Qua abbiamo un po' di Play 5, PSP, 360, PlayStation 4, Play 3, Switch. Qua abbiamo Play 1, eccoci qua, vediamo. Qua abbiamo ancora un po' di Saturn, diciamo, tutti i giochi caratteristici del Cume sono qua. Tetris, poi qua abbiamo un'altra parte, chiaramente dovrò spaccarmi la schiena oggi. Eccoci qua, riprese anche così, molto bene. E questa è la parte, diciamo, di gaming che ho, diciamo, davanti. Quando gioco con le console mi posso vedere questa zona, eccola qua. Bene, e qua abbiamo, aspetta un attimo, eccoci qua, vado col joystick e dal divano abbiamo, diciamo, la PlayStation con un televisore che veramente pompa alla grande, lo fa alla grande quello che deve fare. E questa, diciamo, è la prima postazione videoludica cumendiana, dove appunto andiamo con la PlayStation 5 in questo momento. Se noi giriamo, quindi questo è il divano, eccolo qua, con un po' di peluche, un po' di calcio, e qua ho modificato un po' con la prima bacheca con un po' di giochi storici. C'è con la PSP e un Game Boy Color impacchettato. Qua abbiamo, chiaramente ripeto, i giochi non li vediamo nel dettaglio, comunque cose di scatolato della Nintendo. Eccoci qua. Qua abbiamo la trilogia di Star Wars per SNES che è fantastica. E andiamo. Qua abbiamo un'altra parte. Eccoci qua. Sarà lunghetto il video, ve lo dico già. Perfetto. Ok. E questa un'altra. Ho messo quelli più caratteristici, ma comunque sarà sempre in evoluzione. Grande Puzzle Bubble. Qua abbiamo i Mega Drive, bellissimi. E un po' di Play 3 storici. Ok. Quindi qua è una parte, diciamo, dove vado a esporre dei giochi. Qua abbiamo delle scatole, 360, Saturn, Game Boy Color, che dentro c'è un Game Boy che devo sistemare, il classico, One, Nintendo 64, Super Nintendo. Qua abbiamo
la Play 2 Silver, la PlayStation classica, la primo modello, la Play 3 quella retrocompatibile da 60 giga, purtroppo la scatola solo da 40, sto cercando disperatamente quella originale, scatola Play 4, qua abbiamo molti scatolotti, GameCube, un controller dorato, scatola PlayStation portatile, qua abbiamo Play 3, Play 2, scatole sempre di joystick, Mega Drive, Xbox, Wii, poi dietro abbiamo, non so se si vede, comunque scatola PlayStation 5 e scheda grafica. Ok, qua abbiamo sedia da gaming ovviamente, che ogni tanto fa le bizze, eccoci qua. Qua togliamo via sta roba, ecco, grazie, perfetto. E questa è la postazione PC. Eccoci qua, dal PC, eccoci qua. Allora, abbiamo il controller per volare, però attenzione ragazzi, datemi un secondo, tanto sarà diviso in più parti, quindi dobbiamo accendere tutto. Eccoci qua, allora qua abbiamo poi la postazione PC, abbiamo le cuffie wireless, molto belle, che fanno bene il lavoro insomma, nel senso, riesco a sentirle anche da stanze divise da muri, quindi c'è pazzesco, tutto molto bene. Qua abbiamo il reparto Fly Simulator, qua abbiamo un volante tranquillo che gioco principalmente su Aerotrack, sempre qua il joystick per volare, qua abbiamo il mouse gun che abbiamo visto nel dettaglio in un video a parte, un po' di controller, monitor curvo che domina con microfono che è qua dietro, eccolo qua. Qua abbiamo altre cose, qua abbiamo il PC, qua abbiamo sempre per Aerotrack, per aprire le porte, luci e quant'altro. Questo è il PC, eccolo qua, bello cazzuto. Qua abbiamo le casse sempre RGB perché non ci facciamo mancare nulla. Questa è la seconda postazione con il glorioso, sempre tastiera, dobbiamo accenderla però qua, così facciamo tutto in tempo reale. Ecco, accendiamo tutto. Mentre si accende il PC andiamo a vedere un'altra zona di gaming con reparto PC storia, schede grafiche storiche e giochi storici. Possiamo vedere anche il GP4 qua, eccolo qua. Poi abbiamo il reparto PlayStation con la 4 e la 3, sempre PlayStation con la 2 e la 1, quindi ho due PlayStation 2 e due PlayStation 1 per sicurezza, non si sa mai. E qua riparto Xbox con la 360, la Xbox One X e un po' di giochi storici anche qua dietro. Ecco, quindi questo è tutto il gaming cumendiano. Qua abbiamo chiaramente le pedaliere del volante, ok, e qua abbiamo il secondo PC, eccolo qua, il secondario che mi serve per altre cagate, prove, altre cosine varie. E ok, buono, quindi questa è la parte diciamo gaming cumendiana. Chiaramente il PC è la parte principale, assolutamente. La secondaria sono le console qua, che la console per il momento è la PlayStation 5, ok, e poi qua abbiamo visto tutte quante la parte estetica con giochi in bacheca, robine varie. Adesso andiamo a vedere però la stanza, cioè diciamo la parte retro gaming. Scusate, aggiungo due periferiche qua, Buzz per giocare col gioco di quiz in maniera super mega figa con diciamo i pulsanti da quiz e Guitar Hero Metallica per suonare alla grande. Ok raga, qua siamo nella zona retro gaming, impostazione retro, con un televisore che non è tubo catodico, ma ragazzi non ce la faccio per lo spazio, quindi comunque un LCD normale, non HD ovviamente. Qua abbiamo la switchata della vita, nel senso qua possiamo switchare le 8 console senza dover cambiare i fili, che era una roba alienante. Qua abbiamo il Saturn, il Nintendo 64, Super Nintendo, Mega Drive 2, Wii, Xbox classica, PlayStation 2,
che switcho con la Play 1 se devo fare video per la Play 1, e GameCube. Qua sono tutti i fili coperti da un PC falso, da un falso PC, così non si vede un cacchio. E quindi qua abbiamo la postazione retro. Eccola qua. Molto bella, funzionale, comoda, e te la godi. Eccoci qua. E qua abbiamo un'altra vagonata di giochi vecchi, Play 1, la PSP quella che uso, un po' di giochi per PC, ancora PC, qua abbiamo SNES e Game Boy, e anche qua altro SNES, poi qua abbiamo anche qua un casino di roba, raga. Questa è tutta la parte PC con delle periferiche, anche abbiamo periferica Switch e periferica per il Super Game Boy, PSP, tutto PC con delle robe coperte, raga, perché non ce la faccio, anche qua PSP. Comunque dietro questi c'è un'altra vagonata di giochi, ma ripeto, quando facciamo di nuovo il video sull'aggiornamento giochi faccio vedere tutto. E qua abbiamo invece PlayStation 4, Play 3, GameCube, Wii, PlayStation 2 sono tutti dietro anche, PlayStation portatile, eccola qua, Play 2 e Xbox Classic. Qua abbiamo altri giochi della PlayStation originali, però non con la scatola ufficiale perché si è distrutta, raga. Ok, e qua mettiamo così. Ok, bene, quindi panoramica. Eccoci qua. Altra vagonata di giochi. Qua abbiamo un Alien, vabbè, che uso per determinati giochi, ma dovrà arrivare un'altra chicca che non voglio spoilerare. E qua con un po' di polvere abbiamo la Switch. Vai di Switch, vai di Switch, vai di Switch. Eccola qua. Nintendone Switch che uso molto di più adesso. Perfetto. Chiudiamo la parte gaming con l'ultima periferica, che è quella per pescare, che devo far vedere in un video che ancora non ho avuto tempo di fare, ma che porteremo assolutamente. Quindi diciamo la parte gaming, aspetta, qua abbiamo tutti i fili di tutte le console vecchie, retro. Con questo diciamo chiudiamo la parte gaming cumendiana. Ok raga, siamo di nuovo qua, abbiamo visto la parte gaming, che penso di non aver tralasciato nulla, e adesso andiamo con la parte cinema e musica, che diciamo fa anche parte un po' con la categoria collezioni, ecco, però ci dedichiamo a questa parte qua, che anche qua abbiamo la grossa parte è qua, mentre una parte più piccolina è di là. Ok, allora partiamo con la musica, grande passione del Cume insieme al cinema. Cominciamo da Now Playing, cioè ovviamente qua metto il disco che sto ascoltando. Insomma, questo che ho appena ripreso un'edizione rimasterizzata, che è quello che avevo era dell'85, quindi un po' vecchiotto, di Trespass Genesis. Allora qua ragazzi abbiamo 3 cuffie. Vabbè, diciamo che ecco, ho dimenticato una parte di gaming, è questa. Queste sono le cuffie per la PlayStation 5. Queste sono cuffie che uso per tablet e, diciamo, e si deve ascoltare comunque con delle periferiche audio moderne, ecco, quindi può essere iPod, robe così, se no diciamo le cose, le AirPods. Queste invece sono le cuffie che uso per l'ascolto musicale, le Sennheiser, tanta robina, color crema, te le godi tantissimo, proprio hanno un suono meraviglioso che ti fa sentire molto bene anche il disco più schifoso. Eccoci qua. Qua abbiamo 2 libri sulla musica, uno dei 1001 album migliori del rock e le 1001 canzoni rock. Buono, ora qua abbiamo prima parte del reparto musica. Cofanetti. Qua abbiamo cofanetti con dentro tutti gli album, magari di varie band, che può essere, in questo caso, i Totò, Steve Hackett, Backstreet Boys, Europe, Carly Simon e così via. Mi scuso per le pronunce comendiane. Qua abbiamo altri cofanetti con tanti concerti in live e gruppi, diciamo, sempre per il Cume importanti, ecco. Quindi questa è tutta una parte così. Diciamo che la maggior parte sono cofanetti e edizioni particolari e live. Eccoci qua. Qua chiaramente spiccano The Beatles, i CD singoli, Pulse con la lucetta, Black Album edizione speciale, ma ne abbiamo tanti. Led Zeppelin, Celebration Day, poi abbiamo un po' di
diciamo live importanti, Leeds, The Who, poi abbiamo Unplugged a New York dei Nirvana, poi abbiamo, vediamo, tutta Pink Floyd qua, ecco, edizione particolare speciale di Animals. Cosa abbiamo qua? Fatemi vedere. Ah sì, questo dei Beatles, la versione di Let It Be, diciamo, diversa da quella, diciamo, normale. Qua abbiamo tutti ecco, qua abbiamo anche delle versioni, quelle, diciamo, delle scatole non così, ecco, degli Iron Maiden. È difficile però fare il video così, ho il braccio distrutto, mamma mia, sono proprio finito, ragazzi, sono proprio finito. Qua poi abbiamo una versione speciale di The Miracle di Queen, ok, e poi via via tutti i vari, diciamo, anche gruppi non, che a parere mio non hanno fatto la storia, ma sono comunque importanti. Poi qua abbiamo invece una torretta con un po' di robine da collezione, abbiamo le AirPods così che le tengo là, poi abbiamo dei Funko Pop a tema AC/DC e Metallica, abbiamo la chitarra con la copertina di Dark Side of the Moon e la batteria griffata Nirvana. Poi qua abbiamo la zona italiana del Cume con, ho messo 3 edizioni di The Dark Side of the Moon, mi sembra per i 30 anni, per i 50 una versione del concerto invece di Londra, mi pare. Ecco, qua abbiamo degli oggetti di musicali come indiani, questo è un lettore CD anni 90 con delle cuffie Bose dei primi anni 2000 e un AirPods mini. Qua invece abbiamo il reparto Michael Jackson con Funko Pop, Bad e Thriller, o Trailer, lascio voi la scelta, i 25 anni di Thriller. Eccola qua, i 40 anni di Thriller e un po' di iPod Classic, un Classic bianco, un Classic vecchio, proprio vecchiotto, e un altro mini. E qua, scusate, forse l'abbiamo visto, abbiamo un altro, che è quello che uso ancora, Classic grande. E questa è un'altra parte della musica cuba indiana. Aiuto, la schiena sta andando, ufficiale, ma va bene. Poi anche caldo, ragazzi, è caldissimo ancora. Poi la musica non si ferma qua, qua abbiamo tutti quanti i best of e altre edizioni particolari con cofaniti Genesis, Pulse in versione di Blu-ray. Ancora qua vedi tutta la parte, diciamo, dei greatest hits, diciamo, o da questa parte con sempre pop inerenti alla musica, Simon Le Bon, Van Halen, ok, tutti i best of, e questa è un po' la l'iperstoria cume indiana. Eccoci qua, con tutte, diciamo, le discografie di Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Beatles, Michele, grande Michael Jackson, Pat Metheny, altra CDC, U2, Metallica, chi più ne ha più le metta. Ecco, sempre con Funko Pop, 2 di Freddie, prima edizione, Freddie Mercury anni 70, Freddie Mercury anni 80, Michele, ecco il Michele figlio di Giacomo, Michael Jackson, John Lennon ed Elvis Presley, con cassa Bose a far da contorno. Ottimo. E chiudiamo la parte musicale con un altro bordello di CD. Qua abbiamo tutte le colonne sonore cume indiane. Eccole qua. Tutte qua sono. E perfetto. Qua possiamo anche chiudere. Eccoci qua. E andiamo nell'ultima parte musicale. Questa parte poi la rivediamo anche per i film, abbiamo qualche dischetto qua, diciamo della roba tra virgolette che ascolto meno e meno di pregiata, diciamo, ecco, e ok, e anche qua abbiamo un po' di, scusate un attimo qua, eccoci qua abbiamo altra roba, perfetto. E qua abbiamo qualcos'altro di colonna sonora inerente alla Disney. Baby Boss, 2 Platinum Collection Disney e altri 3 CD colonne sonore da Re Leone e Aladdin, sempre di Walt Disney. Quindi raga, chiudiamo anche la parte musicale, adesso andiamo con la parte cinema, che a questo punto potremo cominciare anche qua
Perché allora facciamo un resoconto di giochi, ormai siamo arrivati a più di 800, dischi siamo a quasi 700 e film quasi 800. Qua abbiamo tutta la parte Disney, con DVD anche, eccoci qua, così facciamo subito sta parte, ok, anche qua, DVD perché contiamo anche qua, Pallone d'Oro, Milan e Champions League. Dopo sempre di qua, come abbiamo visto, abbiamo una parte, devo dare anche una spolverata ragazzi, scusate, spolverò ogni giorno, ma è così, purtroppo, eccoci qua, con film, questi sono tutti film e Blu-ray italiani più la collezione di NBA che però la devo togliere da qua. Qua abbiamo tutto il reparto italiano, DVD e qualcosa Blu-ray, commedie italiane, robe così, robine così insomma, ecco. Eccoci qua raga, reparto cinema. Siamo quasi a 800 ormai, manca pochissimo. Scusatemi, quasi 700. Oh no, aspetta, forse i CD, non mi ricordo più. No, quasi 800 i film, contando tutto anche le parti sportive. Scusate, raga, no, sto capendo più un cacchio. Film. Facciamo così che se no abbiamo il riflesso. Eccoci qua. Film, 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 film e ancora film. Film. Ah, qua anche le altre due colonne sonore, film di Batman, eccole qua. Baggins, Cavaliere Oscuro e i primi due Batman di Barton. Anche qua sì, giusto, anche qua le colonne sonore diciamo Marvel, Spider-Man 1, Spider-Man 2, Infinity War e gli ACDC con Iron Man 2. Qua abbiamo i tre Guardiani della Galassia, sempre tre soundtrack, scusate mi sono dimenticato. Qua abbiamo i film di Jurassic Park, tutta la saga, Superman, la vera saga, l'unica saga, e The Flash che mi è piaciuto in Steelbook. Qua abbiamo Batman e Tartarughe Ninja, sì scusate, Power Ranger e Tartarughe Ninja, chiedo venia. Ok. E questa è una parte cinema, buono. Poi abbiamo una parte cinema fondamentale, qua mi metto anche su, speriamo di non ucciderci, ecco. Abbiamo saga di Star Wars, colonna sonora di Star Wars, colonna James Bond, tutti i film di James Bond con colonne sonore di James Bond, e poi andiamo verso di qua, Ritorno al futuro con colonna sonora, Indiana Jones con colonna sonora, poi abbiamo comunque fornito X-Men con tutta la saga X-Men, Rocky con colonna sonore di tutti i film principali e tutti i film, anche quelli di Creed. Ok, poi cinema, e poi le collezioni andiamo, possiamo vedere solo questo, eccoci qua, 4 diciamo locandine che si muovono, hop, 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 hop. Qua mi sono dimenticato Steam Deck, ovviamente reparto videogiochi, mi dimentico le cose ragazzi, scusate, sono un po' anzianotto. E chiaramente il reparto musica abbiamo un impiantino hi-fi che ve lo assicuro ragazzi, l'ho pagato non una cifra incredibile, è piccolina ma per la stanza che ho va alla grande, anche perché ci ho aggiunto qua un bel subwoofer bello obesotto e ragazzi, io che poi amo i bassi, domina alla grande, proprio va benissimo. Guardiamolo, apriamo, e così solo far vedere l'ultima parte dei film che ce l'ho di là. Bel casino ragazzi, spero di fare un video decente, non è semplice, io ci provo. Eccolo qua, saluti e chiudiamo, eccoci qua. Quindi reparto cinema e musica, adesso l'ultima parte facciamo anche una panoramica così, eccolo qua, tutte quante diciamo le saghe mie preferite, proprio i cofanetti, quelli obesotti con varie, abbiamo qua Vader, Batman, il famosissimo pugno tra Apollo Creed e Rocky, diciamo alla fine del 3, Ritorno al futuro, Moonraker, James Bond e ancora Vader con Luke. Qua invece abbiamo Abbey Road, The Division Bell, Dark Side of the Moon e Sealing, la sola scelta England by the Pounds. Genesis, miglior disco del...
Ok, raga, che abbiamo tutto il reparto DVD che li ho messi qua, ma anche qua c'erano dei cambiamenti comunque. Li vediamo chiaramente in velocità perché dopo, quando faremo il video sui DVD, sull'aggiornamento DVD, ci sarà il video, diciamo, con tutti i dettagli sui film comendiani. E qua un'altra parte. Ok, eccoci qua. Questo è un acceleratore in piantino molto meno prestazionale rispetto a quello diciamo in studio, però mi serve magari per Natale, mettere musichetta di Natale, così e così. Ecco, anche questo qua comunque della Kenwood, per quello che deve fare qua, non è male. E questa è un'altra parte dei film Kumendiani, che abbiamo visto film, musica, videogiochi, e adesso andiamo con un'altra passione che accomuna tutto, le collezioni. E partiamo da qua, così vediamo già la prima parte. Abbiamo un po' di fumetti, la collezione che è appena cominciata da poco è quella che ho meno pezzi, però tutti quelli che mi piacciono, diciamo quelli che reputo importanti o comunque storie devastanti, li colleziono. Parliamo di DC, Marvel e Star Wars. Qua abbiamo una parte, eccoci qua, con l'almanacco di Ritorno al futuro che non c'entra molto. Adesso andiamo a vedere le collezioni. Qua abbiamo i Funko Pop, una prima parte, con i Funko Pop anche di Natale del calendario dell'avvento piccolini. Qua abbiamo un Loki, un guantino dell'infinito, gli occhiali di Stark e dopo di Spider-Man. Ok, la collezione di Magic, delle scatole di Magic, dei bundle, dei vari bundle. Ma qua faremo un video chiaramente su Magic a parte, con delle Formula 1, quelle diciamo più antiche messe qua, ma che qua dovrò un po' modificare, e dopo altre cose diciamo tecnologiche, fotocamere, robine così. Qua abbiamo scatole vuote di pop, che qua la faremo vedere nel dettaglio perché sta aumentando in maniera vertiginosa. Qua abbiamo artefatti e tutta la, diciamo, comuni e non comuni, blu, rosse, nere, verde, bianche, e anche questo quaderno è sempre delle non comuni, cioè delle comuni e non comuni, quindi per giocare diciamo a dei formati comendiani senza mitiche e rare. E qua abbiamo tutte quante le bestie leggendarie, Planeswalker, tutte le creature più forti, tutti gli incantesimi, tutti i colori più forti, diciamo le creature secondarie e tutte le terre, ma qua vedremo nel dettaglio, appunto ci vorrà un video diviso in due parti. Ecco, e qua tutte le collezioni di Ultra Pro, diciamo dei box per mettere le carte, che collezione anche questo ragazzi, più tutte le Dragon Shield, diciamo per proteggere le nostre belle carte. Anche qua c'ho un bordello di roba. E va bene, ci becchiamo di nuovo in studio. Prima di tornare in studio, scusate, abbiamo qua un action di Jack Sparrow, un pop di Indiana Jones, pop Disney più quello di Barbie, eccolo qua, perfetto, Supercar, delle caricature NBA, qua caricature dei politici perché sono così ragazzi, tra le mie passioni c'è anche la politica, una Batmobile in miniatura, elmetto di Vader, la della Marvel, il guanto dell'infinito in versione tazza e qua i 3 calendari dell'avvento presi l'anno scorso. Ok ragazzi, siamo tornati di qua e andiamo a vedere altri fumetti. Abbiamo di qua, eccoci qua, con altri Funko Pop, statua di Wolverine, anche qua Funko Pop in dimensione gigante. Abbiamo un po' di Magic, aspetta un attimo, e ragazzi sono devastato a livello di caviglia e schiena. Qua abbiamo Jordan, qua abbiamo Thanos, Galactus, Miss Minutes, ragazzi, che è devastante. Aiuto. Eccoci qua. E qua tutti i Guardiani della Galassia. Eccoci qua. Perfetto. Molto bene. Qua abbiamo un po' di reparto sportivo con Senna, Sheva, il rigore di Manchester, e qua una parte delle caricature calcistiche. Eccoci qua, molto bene. Poi vabbè, qua nel dettaglio dove sono i film, action figure, Robocop, Mary Jane, Kill Bill, l'Oscar, Indiana Jones, Ivan Drago, Rocky, Dottor Emmett Brown, American Psycho, la dottoressa Schneider, la di Indiana Jones, Elsa, Indiana Jones, e Martin,
il buon Marty McFly. Qua tutto reparto Batman con statuine di Batman più le Batmobili iconici per il Cume, fumetto, fumetti, ok. Qua abbiamo il reparto Marvel, eccoci qua, eccolo qua, Funko Pop più pregiati, quelli che amo di più della Marvel, con statuine Marvel, eccoci qua. Qua abbiamo il reparto Jurassic Park, tanta robina, anche abbiamo una piccola parte DC. E qua abbiamo Ghostbuster con la macchina, Tartarughe Ninja, qua si vede un po' scuro, Power Ranger con tutti i Power Ranger e il Megazord, quindi qua abbiamo tante belle collezioni. Qua abbiamo, scusate un attimo, sposto questo. Fumetti storici, diciamo, tutti quanti quelli proprio il Marvel Masterwork, sono tutti, diciamo, le prime storie di Spider-Man, Doctor Strange, Fantastic 4, Capitan America, X-Men, Thor, quant'altro. Qua poi abbiamo anche, diciamo, quelli di Thanos, Iron Man. Qua abbiamo Stan Lee che domina con 2 Thanos e la, diciamo, lampadina Marvel, ecco. Qua abbiamo Formula 1, collezione di monoposto di F1 che amo, anche se la Formula 1 ormai mi sta un po' deludendo, mi ha rotto le balle, con la Ferrari che non vince neanche per sbaglio. Eccoci qua. Chiaramente vado veloce, raga, perché voglio cioè, ci saranno gli aggiornamenti di tutto per singola collezione. Qua abbiamo la Marvel Movie Collection, che la sto portando avanti bene, non manca tanto, per fortuna. Anche qua abbiamo, che la dobbiamo completare. Qua tutti i film della Marvel Cinematic Universe, e non solo, però tutto quello che riguarda Marvel, ok, con Stan Lee, anche così, Papa Stan, ciao. Adesso dico cagate, chiedo scusa, ma sto morendo tra il caldo e la stanchezza. Ok. Qua abbiamo altro reparto calcistico, perché insomma il calcio rimane forse la passione più grande, con il mio Milan che però lasciamo perdere, con le varie miniature, diciamo, delle varie coppe, scudetto vinto l'ultimo del Milan, medaglie degli europei, europeo, pallone d'oro, Supercoppa europea, Coppa delle Coppe, Mondiale, Champions League e varie medaglie 2003 e 2007 con i vari giocatori. Qua abbiamo un altro reparto Star Wars con le Black Series, molto belle, sono fantastiche, e dei Funko Pop, diciamo i più importanti per me della Star Wars. Non tutti si vedono perfettamente da qua, però c'è Darth Maul dorato, c'è Leia in versione diciamo schiava, tanta bella robina, Ahsoka, Boba Fett Limited Edition verde e tanta altra bella robina. O qua abbiamo il reparto Harry Potter, eccoci qua, reparto piccolino, però ci tenevo ad averlo perché comunque è una saga che ha segnato la nostra generation. Qua ancora Formula 1 con le Ferrari, con Michael Schumacher e casco. Qua le Ferrari più vecchie, quelli di Lauda, Villeneuve e così via. E qua l'ultima parte che abbiamo visto prima in velocità quando ho fatto vedere le colonne sonore, delle macchine, diciamo, iconiche del Cume, varie altre Formula 1, con la Bar, quella divisa a metà, la Renault del 2009, la Brown 2009, il Deltone integrale, Stratos, testa rossa, GT1, 787B, Ford GT40, Ford GT90, testa rossa, edizione Italia 90, un'altra parte della collezione automobilistica, ragazzi. Io non so se manca qualcosa, raga, so solo che sono devastato. Qua nel dettaglio così, eccoci qua. E perfetto, qua abbiamo dei trofei che andranno via, che ho vinto io a pesca, calcio, sci, perché dovrò mettere altre robe, e basta, ragazzi. Raga, mi sono dimenticato ovviamente i caschi Star Wars con la collezione completa, eccoci qua, 1 e 2, e soprattutto la parte in angolo, qua sopra la bacheca con i videogiochi, elmetto fatto bene di Vader, Andriy, vento di passioni, Shevchenko, e il guanto dell'infinito, ragazzi.
Raga, abbiamo visto un po' la collezione kumendiana, cinema, Blu-ray, DVD, musica, di CD, videogiochi, console, Funko Pop, action figure, periferiche, di tutto, cuffie, statuine calcistiche, trofei calcistici, di tutto e di più. Raga, sotto il comandone veneziano e ci lasciamo con il guanto dell'infinito. La cosa più potente in questa stanza. Ciao!